bentrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio, siamo a Combay, siamo ad un evento particolare, 80ª edizione dei festeggiamenti del Marrone di Combay. Ben ritrovata Maria Vittoria Moro, Presidente della Proloco, è un piacere averti qui perché cosa vuol dire? Vuol dire che in 80 anni la comunità di Proloco, l'amministrazione tutta, la popolazione di Combay ha creduto in un prodotto e questo dietro di noi è il risultato. Beh, certamente, perché Combay è proprio nato per la castagnicoltura e fin dai tempi di 80 anni fa ci hanno creduto e noi abbiamo ereditato questo bel prodotto che abbiamo cercato in tutti i modi di proteggere e di promuovere in questi anni. Ai nostri microfoni Moreno Guizzo, sindaco di Miane. Ben ritrovato sindaco, è un piacere e un onore essere qui all'80° perché è doveroso e piacevole ringraziare i volontari che fin dall'inizio hanno creduto in questa manifestazione. Sì, esatto, 80 anni di storia, 80 anni di manifestazione non sono pochi. E questo va ai grazie mio e della mia squadra a tutta la Proloco, ma soprattutto a tutto il paese che ha creduto in questa manifestazione, e un grazie molte anche ai castagnicoltori che senza di loro non ci sarebbe questo prodotto, non ci sarebbero i boschi tenuti bene e quindi anche con la possibilità questa di risolvere il problema idrogeologico. Questa mattina nel taglio del tralcio di castagno abbiamo visto tutta l'emozione di una persona fragile e umile quale tu sei, però era anche rappresentativa di un doveroso grazie a tutti i volontari che in questi anni hanno creduto in voi. Beh, certamente, perché io sono stata presidente per 26 anni, ho conosciuto tutti i ragazzi di Combay che sono passati per la Proloco e sono tanti veramente, tutti quanti volonterosi e pieni di voglia di fare per il suo paese. Maria Vittoria, noi nel ringraziarti di questo ennesimo invito e poi andremo a degustare delle ottime castagne che abbiamo qui alle nostre spalle, ti lasciamo la telecamera 5 minuti per invitare tutti i telespettatori fino al 3 novembre a venire qui a Combay a degustarle. Grazie, guardate che è proprio il momento giusto, da adesso in poi avremo ancora più marroni perché hanno incominciato questa settimana a cadere e vi aspettiamo con le caldaroste pronte e venite tanti. Quindi avete capito bene, Maria Vittoria e tutti i suoi volontari vi aspettano per degustare del vin buono, le castagne arroste e tante prelibatezze, il tendone alle nostre spalle è già finito ma c'è sicuramente posto per voi, vi aspettiamo fino al 3 novembre con Maria Vittoria. Grazie mille. Grazie Maria Vittoria. Ciao.